Sono 61 i positivi all'ex caserma Zanusso di Oderzo, di questi 3 sono operatori. Anche in questo focolaio tutti i positivi sono asintomatici. È il risultato dello screening effettuato dalle prime ore della mattinata dall'autorità sanitaria, sommando già i 5 che erano risultati infetti nei giorni precedenti. Un risultato preoccupante anche se la situazione è sotto controllo. Da questa mattina tutti i 171 ospiti dell'ex caserma Zanusso hanno deciso volontariamente di effettuare il tampone. Non erano mancati i momenti di tensione che hanno portato l'equipe sanitaria a desistere, facendo tornare in mente gli scontri accaduti a luglio per lo stesso motivo all'ex caserma Serena di Casier, ma così non è stato. I negativi faranno un percorso di questo genere, fino al 9 stanno tutti in quarantena. Il giorno 8 la ULSS verrà e farà un ulteriore giro di tamponi per verificare se ci si sono sviluppate ulteriori positività nei giorni precedenti alla giornata di oggi e a seguito di questo tampone del giorno 8 i negativi verranno liberati e i positivi terranno un altro percorso di quarantena. All'interno della caserma è stata predisposta un'area per i positivi. Sì, è stata realizzata nel corso delle ultime settimane una nuova tensostruttura e un nuovo container bagni per isolare all'interno di questo tutti i positivi. Oltre a questo avranno ovviamente tutto quello che serve, riscaldamento, il wifi e dei tavoli esterni per avere una giornata normale. Ricordiamo che sono tutti ragazzi asintomatici. Tutti hanno accettato di buon grado di effettuare il tampone veloce. Ma ringraziamo l'attività dei mediatori e soprattutto l'intelligenza dei ragazzi che una volta spiegato bene quelle che erano disposizioni sanitarie oggi ci sono adeguati.